la presenza di molte imprese italiane testimoniano l'interesse che esiste da parte della piccola e mediana impresa italiana nei confronti dello sviluppo cubano. Il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di favorire i processi di cooperazione ed è proprio attraverso questi contatti durante la fiera FIAB che potremmo insieme costruire delle linee d'azione per Cuba, ma assieme a Cuba anche per promuovere i prodotti verso altri paesi dell'area latinoamericana. Innanzitutto penso che il modello della piccola e mediana impresa è un modello vincente da un punto di vista sociale, perché tiene una occupazione diversificata, diverse tipologie di prodotto e quindi diversamente dalla grande impresa è un modello che tiene l'occupazione dell'impresario. Cosa si può fare assieme? Quali sono i settori strategici? Cuba ha un turismo che può esprimere moltissimo, ma ecco che la tecnologia italiana, la tecnologia delle nostre imprese può trovare un partner in Cuba, soprattutto per quanto riguarda l'interior design degli alberghi, per quanto riguarda l'automazione delle porte, il riscaldamento, il geotermico, piuttosto che il solare. Sono tutte tecnologie che l'Italia possiede e sono interessanti. Un secondo campo d'azione molto importante è il settore agroindustriale, perché il prodotto che Cuba può esportare nel mondo è assolutamente di grande qualità. Deve però rispondere a degli standard europei o americani, quindi anche nelle dimensioni e nel packaging. Ed ecco ancora una volta che un'accoppiata con le piccole e medie imprese italiane può veramente essere un elemento di sviluppo dell'imprenditoria anche qui in Cuba.